Sono Romano Cornale, testimone e aspiratore per l'Italia dell'Agostino Brauerei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra, e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenberg. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Il centro revisioni Autofficina Sandri è autorizzata dalla motorizzazione ad eseguire revisioni moto e certificata ISO 9002 come autofficina di riparazioni multimarche. Il centro revisioni Autofficina Sandri lo trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Basta che è musica, e ti viene fuori, va cretino! Con questo servizio vogliamo aprire una porta al duo comico Gli Instabili. Difficile recensire il duo, i quali affondano le loro radici con chiari riferimenti a maschere del passato, con performance che ci avvicinano ai costumi di vita attuali, sempre con quel pizzico di nostalgia dei tempi passati, non perché i tempi lontani siano più belli, ma solo perché appartengono al periodo delle grandi mutazioni sociali. L'arte mi rende gioiosa la vita. La vita, e allora bisogna pensare, perché oltre che l'arte la rende appunto gioiosa la vita, che abbiamo tolto in giro, fatto dell'ironia sull'arte. Solarte. Penseve che spettacolo poi viene fuori, straordinario, ma dovevi neanche dirlo no altri, eh? No. Perché in fin dei conti? No, in fin dei conti dicevo che no, anche far teatro è arte. Esatto. Anche far cabaret sì. è arte, no? Ecco, solo che far cabaret con uno così l'arte. Dai, comunque, allora scherza. dicendo che tenendo in giro appunto questa maniera qua, tenendo in giro in maniera bonaria. È bonaria l'arte, perché gli artisti non si offende, no? Vai. E creando questo spettacolo qua, cosa che vogliamo dire? Che a venire a vedere i nostri spettacoli e intanto si ride. E uno famoso che ha detto che una giornata passata senza sorriso è una giornata persa. E ridere fa bene alla salute. Sì, difatti siamo convenzionati con l'ULS, adesso mi viene in mente con l'ULS, che quando uno si è depresso, che adesso molta gente è depressa e sta male, è tristi, e che prescrive un'ora e mezza di risoterapia dagli instabili. E allora sul sito internet www.glinstabili.it che è terapia sorrisoterapia dagli instabili, e là se poi anche prescrive le sue ricette mediche, costava pochissimo, 5 euro, 6 euro a biglietto. Adesso arriva il psichiatra e lo porta via. Questo è un costume da suonatore di cornamusa. Che pastore, dai pastore. Ma te che l'odore da pastore? Che discorso è casa qua è pieno. Però a prima passione della musica. Artisticamente attivi dal 1978 in una piccola compagnia teatrale amatoriale del paese, Cismondo e Grappa, di seguito nel 2003 danno vita al duo comico Gli Instabili, inaugurando già da subito l'originale XX secolo. L'eccellenza dei due comici Enrico Ceccon e Giancarlo Beraldin è quella di creare uno spettacolo teatrale con l'immersione da parte del pubblico di guardare, ascoltare e ridere della reale vita, sulla quale tutti ci sentiamo in qualche misura appartenenti. Quindi una teatralità incredibilmente veritiera. Comunque, sto spettacolo qua né arte né parte, che tempo potrei fare qualche spezzone. E tu in giro per l'arte, vero caro righe? Appena dito, tu in giro l'arte, ma in maniera bonaria, l'arte. Ma cosa? Il tuo in giro pittura. La pittura, bravo. Il tuo in giro i stilisti. I musicisti, i creatori di moda, tutti quanti. I poeti. I poeti. I ballerini anche. Insomma, è un mix. I teatranti, paghiamo uno sui teatranti, te che si a vedere, e poi solo adesso parole, basta. Adesso passiamo dalle parole ai fatti. E uno se volete cagare, i chef, anche i chef, adesso che hanno vai cucina, la cucina bio, come si chiama? Biodegradabile. No, a casa è una cucina bionica, così adesso. Ecco, noi tu mi giro che l'altro sai che una volta siamo in fin dei conti, poi mangiare genuini, non strani e gagliardi, no. Una volta.
A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Presso la sala consigliare del Comune di Rossano Veneto è stata presentata l'iniziativa di assegnazione della borsa di studio intitolata a Riccardo Brunello, prematuramente scomparso il 15 dicembre dello scorso anno, a soli 32 anni. L'iniziativa, promossa dalla stessa famiglia di Riccardo, ha come tema l'impegno degli alunni delle scuole medie superiori che abbiano ottenuto il risultato di 80 centesimi nell'anno scolastico in corso ed in subordine il risultato sportivo dell'anno precedente. Il valore della borsa di studio è di 1.000 euro e possono partecipare gli studenti di Rossano Veneto, Cassola, Rosà, Tezze sul Brenta, Loria, San Martino di Lupari, Cittadella ed infine Galliera Veneta. Una combinazione tra sport e scuola che vuole premiare gli sforzi dei giovani ad una vita più sana e ricca di soddisfazioni. Il miglior modo di ricordare l'amico Riccardo è proprio questo, il crocevia che dallo studio prosegue attraverso lo sport per consegnare giovani pronti ad affrontare le difficoltà della vita. Mi fa piacere essere partecipato oggi a questa in qualche maniera commemorazione, ma anche questa iniziativa importante che si affianca a quella che abbiamo anche noi come comitato regionale, tutti in pista, portata avanti da Rino Piccoli e il comitato regionale. Sono d'accordo nel senso che piangere chi è già passato va bene, piangerli, però bisognerebbe valorizzare le persone quando ci sono, apprezzarle e non sempre cercare di denigrare le persone che si danno a fare, che magari con lo spirito totalmente sportivo si mettono a disposizione degli altri e poi c'è sempre qualcuno che magari tende di mettere i bastoni in mezzo alle ruote per dirla col ciclismo. Evidentemente bisognerebbe guardare più in faccia alla realtà e apprezzare i lati positivi delle persone piuttosto che evidenziare quei pochi magari negativi che ci sono. Preziosa la vicinanza alla famiglia del presidente del CONI di Vicenza Umberto Nicolai, il quale dà attestato di stima e gratitudine all'iniziativa promossa dalla famiglia e dal Comune di Rossano Veneto. Era uno dei nuovi presidenti provinciali che avevano quel qualcosa in più. Ed aveva quel qualcosa in più che vuol dire amore per lo sport, quindi la mia segretaria lo può confermare. Quando l'ho conosciuto, quando aveva iniziato la sua attività, speravo proprio, l'avevo addocchiato come mio successore. Purtroppo sono quelle cose che certe cose importanti ti spariscono sotto gli occhi. E spero ancora, e non ho ancora trovato, un ragazzo giovane con la voglia di dare, non con la voglia di emergere, solo di farsi vedere, un ragazzo che abbia le stesse caratteristiche. Spero nel futuro che ci sia qualcuno che abbia quell'entusiasmo che avevo io tanti anni fa e che avevo trovato in Riccardo. Per adesso nulla di nuovo all'orizzonte, mi piacerebbe trovarlo però. Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano Veneto, ha raccolto favorevolmente l'iniziativa, ricordando come il Comune di Rossano abbia perso un assessore di grande prestigio e di come tutto il Consiglio riservi un fiore bianco a tutte le sedute istituzionali sul posto di Riccardo. Una bellissima iniziativa, no? Abbiamo sentito prima che qualcuno dice un pretesto, un momento, un qualcosa che serve a ricordare Riccardo, ma penso che sia quasi superfluo dedicare una borsa per ricordarlo. Riccardo non ha bisogno di essere ricordato, la facciamo perché è giusto così, perché entra proprio nello spirito di Riccardo. Riccardo avrebbe sicuramente apprezzato questo tipo di iniziativa. Io ne sono contentissimo, sono contento per i comuni che stanno aderendo a questa iniziativa e rientra proprio in quel tipo di filosofia. Lui diceva bisogna volere, fortemente volere. Noi questa cosa la vogliamo, fortemente la vogliamo. Due appuntamenti ciclistici, uno qua subito, poi dopo il Giro del Veneto. Allora c'è un appuntamento il 23 di luglio, proprio questo mese, un omaggio a Riccardo Brunello, una notturna, un circuito notturna
di circa 44-45 giri, magari non sono un esperto perché non sono io che seguo tutta l'operazione, so che sono circa, ripeto, 45 giri di circa 2 km di 2 al giro. Ecco, era una delle cose che con Riccardo avevamo pensato, ne avevamo parlato, rientrava in quel calendario che insieme volevamo mettere insieme per la stagione 2009, e anche questo è un modo per rispettare un po' anche quelle che sono state le sue iniziative e le sue volontà. Noi come Voce della Valle vogliamo farvi vedere un documento che Riccardo ci ha lasciato in eredità, la sua passione per le due ruote e soprattutto per quella che in qualche maniera divenne una sua creatura sportiva, la Bassanova Jont, gara ciclistica che lui stesso percorre per noi in una sorta di ricognizione tecnica. Il valore di questo filmato è la sua voglia di trasmettere qualcosa che ci possa fare emozionare, ed in questo filmato, montato proprio da Riccardo, ben riesce a coinvolgere le persone che avranno la fortuna di seguirlo. Sono passati appena 3 mesi da quando hai preferito percorrere la strada misteriosa. Misteriosa strada come misterioso era il tuo sguardo, sguardo pieno di significato, di idee, di volontà comunicativa, ai più sconosciuta, e per questo misteriosa. Sono passati appena 3 mesi da quando ci hai privato della tua presenza, mesi che a me paiono secoli, tanta è la voglia di vederti. La necessità fisica di sentire la tua voce, la necessità di guardarti dritto negli occhi, come facevi tu. Come sai, è la prima volta che scrivo di te, caro Riccardo, di come eri appassionato allo sport ma anche alla vita, e come con attenzione eri dedicato ai giovani, anzi ai giovanissimi, dove spesso andavi a raccontare le tue esperienze sportive e godevi per l'attenzione che ti dimostravano. Lo sappiamo tutti, il mondo va avanti comunque. Tutto questo mi pare ingeneroso nei tuoi confronti, ma resta il fatto che così è. Rabbrividisco al dolore sordo che con la tua scomparsa hai causato ai tuoi più intimi parenti e di come sai lenire con i tuoi segnali il dolore non scrivibile. Come purtroppo spesso accade, ho visto come dopo la tua dipartita quanti reclamavano la tua amicizia e di come si sono palesati. Peccato davvero che molti di questi non te lo abbiano dimostrato a te personalmente e di quanti sono transitati sotto il traguardo forti della tua scia. Inesplicabile mondo dall'umanità perduta, una umanità che tu sapevi come far suonare i cuori con la tua disinteressata voglia di metterti in discussione. Io non so come si possa dimostrare il dolore dato dalla tua morte e di questo me ne vergogno, perché non ho saputo piangere e manifestare il mio cordoglio in pubblico. Oggi mi resta il legame con tuo fratello, che peraltro ti assomiglia in maniera davvero impressionante, al quale rivolgo tutto il mio cordoglio, con la speranza che tu possa guidarlo con l'occhio birbaccione che mi ha fatto innamorare della tua anima, troppo matura per appartenere ad un ragazzo poco più che trentenne. Da credente quale io sono, la certezza in me di rivederci è tanta, e quel giorno sarò felice quando potrò dirti: ciao caro amico mio, dove eravamo rimasti?